non fai giocare Melchiorri, che è il giocatore più forte che abbiamo nella rosa, e non lo fai giocare, la colpa è tua, che non lo fai giocare. C'è poco da fare. Questo è il tuo punto di vista. Insomma, non è che ci sta da essere scienziati. Sei stato molto deciso, determinato, direi anche tranciante. Per certi versi. Sono settimane che aspettiamo di vedere Melchiorri dall'inizio. Settimane sembra che il campionato sia cominciato da 3 mesi. Ma tu guarda come sta il Perugia e guarda come stiamo noi. Si è aperti con il piede giusto. Una cosa bisogna concordare su quello che ha detto Gabriele. Ma sì, ma infatti, allora, le cose, Massimo, noi siamo tifosi, io sono un tifoso del Pescara, io se dico queste cose le dico nella speranza che possano essere vagamente utili a qualcuno, che qualcuno possa mettersi almeno una pulcettina nell'orecchio e cambiare le cose. Perché questo ha detto a fine partita i giornalisti credo di carta stampa rifatto le stesse. È questo che mi preoccupa, perché anche Stroppa... che la pulce nell'orecchio non gliela metta a nessuno.